Riprende questa sera l'attività sociale dell'Associazione Alzheimer ad Agrigento, tanti buoni propositi, quali le iniziative che pensate di organizzare? Le iniziative che porteremo avanti quest'anno sono molteplici, la più importante direi in ordine di tempo, perché è un progetto che noi abbiamo portato avanti teatralmente, si chiama, è un progetto che abbiamo messo in rete con altre associazioni del territorio che faremo quindi, che comporta tutti i soggetti fragili, la nostra associazione per i malati di Alzheimer, alcuni disabili per quanto riguarda il comune di Favara, i migranti su Aragona, Sciacca e Campobello, e quindi è un'attività finanziata da Fondazione Con il Sud. Noi la porteremo avanti in associazione, sarà un laboratorio di teatro sociale, questa è la novità, dove parteciperanno gli utenti che sono non solo i malati, i familiari e i volontari, che metteranno in scena quello che loro riusciranno a fare come spettacolo da portare poi nelle piazze. Quindi questo è un progetto abbastanza ambizioso, speriamo di poterlo portare avanti bene con l'aiuto appunto di tutti quanti. E sono coinvolte pure le scuole, quindi ci saranno anche degli studenti che parteciperanno a questa iniziativa, e quindi sarà una delle nostre principali attività, ma chiaramente non sarà l'unica, perché ci saranno le solite attività laboratoriali. E noi facciamo fare tante attività, dal giardinaggio alla cucina, decoupage, tante altre attività manuali, ma soprattutto attività che tengono impegnate il soggetto e quindi riescono a farlo sentire ancora utile, a farlo socializzare. Quindi sono tutte quelle cose che aiutano a mantenere vivo innanzitutto nel malato la capacità di fare, anche di fare qualche piccolo lavoretto, di rendere partecipe, diciamo, a una vita sociale, e queste sono cose fondamentali e importantissime per portare avanti appunto un percorso con un malato, per dargli la possibilità di avere una gestione più lunga della malattia e di vivere soprattutto con dignità questo percorso. Quando si svolge l'attività sociale, cosa bisogna fare? Chi ha qualche problema per rivolgersi a voi? Pomeriggio nella sede di Via Dante 63, ci saremo tutti mercoledì, normalmente l'ultimo mercoledì del mese, che noi intitoliamo Caffè Alzheimer. Facciamo delle attività particolari di approfondimento. Facciamo i percorsi formativi per i familiari, che sono pure molto importanti perché li aiutano a rafforzare le loro, diciamo, difese contro la malattia. E quindi anche questi approfondimenti saranno, diciamo, molto utili per poter continuare questo percorso iniziato già da tanti anni ormai. Sono tanti, diciamo, gli ammalati, tra virgolette, che frequentano qui. Sì, diciamo che questo è un numero variabile, anche perché nel percorso della malattia noi riusciamo a gestire i malati medio-gravi. Chiaramente nelle fasi poi più avanti, dei terminali della malattia, è chiaro che non riescono più a partecipare alle attività dell'associazione, però questo è importante perché vengono sempre nuove famiglie, e questo è quello che ci mantiene in attività e ci dà la speranza di poter aiutare sempre qualcuno che ha questo problema. Che tipo di esperienza è stata? Qual è il risultato di quest'anno di lavoro svolto insieme a queste persone? È bello soprattutto perché non solo si aiuta loro, ma anche loro restituiscono qualcosa a noi, condividere la loro esperienza, i loro vissuti emotivi, condividere anche le attività come costruire le piccole cose per ogni festività che si svolgeva, e poi un bell'ambiente perché possa essere considerato come una grande famiglia.